L'azienda agricola Geva dei fratelli Giuseppe, Emanuele e Andrea Vita si conferma leader del comparto uva da tavola, mantenendo alta l'attenzione sulla ricerca, l'innovazione e la sostenibilità del comparto. Lo scorso 28 giugno in azienda si sono svolti degli incontri tecnici di notevole rilevanza scientifica. L'azienda ha avuto il piacere di ricevere la Commissione Italiana Uva da Tavola, di cui Emanuele Vita ne è il consigliere nazionale. Per quanto riguarda la Commissione Uva da Tavola erano presenti anche Lorenzo Diomede, project manager della CUT, Stefano Borraci, vicepresidente CUT, e due consiglieri dell'associazione, Michelangelo Stolfo e Francesco Mazzone. Hanno partecipato all'incontro anche il professore Rosario Di Lorenzo, professore di viticoltura da tavola dell'Università degli Studi di Palermo, Oscar Salgado, agronomo cileno, riferimento internazionale dell'uva da tavola, e altri tecnici provenienti dal Messico, dall'Argentina e dal Sudafrica. L'azienda inoltre ha invitato tecnici e imprenditori agricoli del luogo per condividere le proprie esperienze e favorire un confronto proficuo tra realtà molto diverse tra loro. L'incontro si è basato sul confronto tra le esigenze dei produttori e degli esportatori di uva da tavola in un mercato sempre più rivolto alle uve senza i semi, con tecniche di coltivazione e commercializzazione diverse da quelli tradizionali. Ai fratelli Vita piace sottolineare come Favara e la provincia intera di Agrigento continuano la sua lunga storia della viticoltura che dura ormai da secoli. Pertanto per i fratelli Vita della Geva riuscire a fare ciò partendo dalla nostra provincia ci fa ben sperare. Con impegno e dedizione l'agricoltura siciliana può e deve avere un ruolo fondamentale nell'indotto dell'uva da tavola internazionale.